Buonasera, bentrovati ancora una volta al nostro appuntamento con la nostra trasmissione settimanale di Agora, il nostro programma che solitamente ospita amici su argomenti che spaziano un po' dal sociale ma anche allo spettacolo. Ed è proprio lo spettacolo quello a cui questa sera affidiamo la nostra Agora. E lo spettacolo con due musicisti della provincia, sono di Alcamo, sono conosciutissimi in questi giorni, cronaca per la presentazione del loro nuovo video che è stato realizzato nelle Isole Egadi a Marettimo, è stato presentato proprio in questi giorni, che è la storia di Colapisce ma nostrana, sono i Calandra e Calandra. Allora, il Calandra... Salve a tutti. Quale Calandra siete? Il Calandra Giuseppe che vediamo qua e il Calandra Maurizio che è qua. Fra l'altro vogliamo anche cogliere l'occasione per fare gli auguri a Maurizio che proprio oggi compie gli anni. Non saremo non si vede ma è maggiorenne. È maggiorenne. E allora con i Calandra e Calandra vogliamo ripercorrere un po' la loro carriera artistica. Loro fanno spettacoli di piazza, compongono, scrivono brani, però si sono specializzati in questi ultimi anni soprattutto nella produzione dei video. Perché? Perché vogliono mandare un messaggio, vogliono far conoscere le bellezze di questa terra attraverso l'immagine. Quindi non solo la musica, che già è bellissima, è la loro musica, ma se a questa bella musica mettiamo delle belle immagini e poi fatte anche in maniera molto professionale, vedremo anche la crescita artistica lungo questo percorso, è un mix che funziona perché il loro canale YouTube è cliccatissimo, le loro produzioni sono ascoltatissime un po' dovunque, quindi non solo in Sicilia, e sono sicuramente un modo nuovo per promuovere questo territorio. Credo che questa mia introduzione, ma che ha una lacuna, non ha presentato il terzo Calandra. Hai detto tutto, ma in modo forse molto più chiaro di come potremmo dire. Scusate, ma non ho presentato il terzo Calandra. Il Calandrino. Il Calandrino. È sempre con noi. Che è il loro portafortuna. Sì, la nostra mascotte ripeto, non possiamo più farne a meno. Allora, io prima di sapere e conoscere altro, direi invece di presentarvi ai nostri telespettatori. Noi oggi ascolteremo 6 brani, 6 video dei Calandra e Calandra e ve li proporremo proprio in maniera cronometrica secondo l'anno di produzione del video. Presentateci il primo e l'anno. Allora, questo intanto diciamo che il nostro primo inedito, perché noi abbiamo racchiuso alcune fra le più belle canzoni popolari siciliane in un CD che prende il titolo di Sicilia Incantata, e dopo aver finito questo CD abbiamo sentito anche l'esigenza di uscire un brano noi, ed è stato il primo inedito. Il brano si chiama Siciliano Tipussano ed è stato girato credo nel 2011. È stato girato fra Alcamo e Scopello e racconta un po' in modo ironico i modi di fare, gli usi. La regia di questo video, che è quella di Maurizio Ferrara, Alessandro Ferrara è il primo, perché poi gli altri ve li ha prodotti. Sì, c'è stato regia Baldomessina, un passaggio. C'è stato un passaggio con Vincenzo Cusumano e poi diciamo tutti gli altri video sono stati fatti in collaborazione con Baldomessina. Diciamo che fino ad oggi si è raggiunto, come dire, si è creata quasi una squadra e quindi stiamo lavorando bene in questo senso, perché puntiamo al massimo alla valorizzazione del nostro territorio. Qualità. E questo ultimo video, fra l'altro l'ultimo che avete fatto ha anche delle collaborazioni prestigiose, no? Sì, ma in ognuno dei nostri video c'è qualche collaborazione, perché vuoi o non vuoi sono delle cose che restano, ed è bello anche ricordare dei momenti trascorsi o vissuti nel realizzare questi video assieme comunque agli amici che ci vogliono bene. E la cosa bella è che cominciano a chiederci loro. Per noi una volta
diciamo, sarebbe stato impossibile girare un video con Catarello, girare un video con Massimo Spato, girare un video... Ma ora cominciano a farsi sotto loro perché... si prenotano sì, per... c'è una lunga lista di attesa. D'attesa. Perché comunque riescono a capire che diventa un momento anche di aggregazione, di condivisione, ma soprattutto... ma la cosa importante, possiamo dire una cosa, è quello di valorizzare e portare avanti quello che è la nostra terra. Noi amiamo tantissimo la nostra terra, la Sicilia, per cui entrare in questo meccanismo significa rappresentarla e nello stesso tempo promuoverla, e noi penso che stiamo lavorando su questo obiettivo e speriamo di raggiungerlo proprio nel profondo. Allora, andiamo a vedere il primo video. Mi curco su soiuso, tengo l'occhio aperto o lo tengo chiuso, le robe in capoletto, ora che mi metto, le scarpe 9 tanto fuori chiovi, un corpo alle capite, mi sciavano la scidi, ma giusto le baffette, una giovane quasetti, siciliano tipo sciano, mi spicchio la semenza, ne posso fare senza, ogni tanto me la pio se mi scappa la pazienza, siciliano tipo sciano, domenica la messa, Don Vito mi confessa, perdona lo peccato e comincia a da capo. Mi mangio la bannia, quando ti parattia, mi lascia stare in pace e te ne va di mia, a te acuti l'urissi, ti mi voglio maritare, meglio stare in chiazza e a tutte salutare, coscienza venerica, com'è tutta a posto, sua figlia ancora zita, ci piace bella vita, ma quando si marita, tale io chiura sonno, fici un poco rica, 4 maccarruna, mi mangiasse qua modica, mentre sogno per la via, c'è uno capannia, sistema le mie luna, e in cano te la fuma, siciliano tipo sciano, lui io non mi voglio, la sera sfaldo l'oglio, se mi resta smossa forse fosse pure meglio, siciliano tipo sciano, mi leggo un giornale, la cronaca locale, sta cosa non si può dire, sta cosa non si può fare. Serietà alla base di tutto. Io ragazzi fortunatamente non lavoro. Nel mio caso mi sveglio la mattina e la prima cosa mi faccio oltre 2 ore di sonno. La bella vita! Ah, obiettivi nessuno, dignità già persa. Ma mi sembra esagerato. Ciao ragazzi. Già si fece tardo, ma comincio a salutare. Sogno troppo stanco, senza travagliare. Sapete che vi dico,
ma vista a riposare. La tavola è punzata, sta vita non si può fare. All'esterno di mangiare, non saccio più che fare. Mi apro finescetta e mi taglio mare. Siciliano tipo Sciano, mio fratello la Germania, amici a Broccolino, mio padre che travaglia alla fabbrica a Torino. Siciliano tipo Sciano, mi spicchio la semenza, ne posso fare senza, ogni tanto vai l'addio se mi scappa la placenza. Siciliano tipo Sciano, lui io non ne voglio, la sera sfado l'oglio, se mi resta smossa forse fosse pure meglio. Siciliano tipo Sciano, domenica la messa, Don Vito mi confessa, perdona lo peccato e comincia a re da capo. Siciliano tipo Sciano, di mondo paesano. Siciliano tipo Sciano, è lo mondo degno umano. Siciliano tipo strano, abbiamo visto, questo è stato, diciamo, il primo video che avete realizzato, un video che già lascia un po' presagire cosa verrà dopo, che poi sarà sostanzialmente un'evoluzione. Ecco, questo era il progetto base, il numero 0, giornalisticamente vogliamo chiamarlo. Ma già questo ha destato un po' di attenzione nell'ambiente, no? Perché solitamente, insomma, ci si propone anche nelle piazze solamente con la musica dal vivo, voi invece avete cominciato a proporre anche questi video. Sì, diciamo che l'idea nostra è anche quella di diventare un po' i nuovi cantastorie del 2000, quindi portare nello stesso momento, in qualsiasi luogo, musica, lingua e immagini, un po' come facevano vecchie cantastorie che srotolavano il telo arrivando nelle piazze, quindi raccontando le varie scene. Questa è un'evoluzione nostra, abbiamo, ripeto, girato credo 7 videoclip nel giro di pochi anni e quindi contiamo di girarne tantissimi altri, magari spostandoci anche finora vi in siete altre mantenuti città. nella provincia sostanzialmente, Sì, no? a parte Scotola Scotola che è stato girato a Capaci, a Cinisi, in provincia di Palermo, ma in linea di massima diciamo, tutti gli altri sono girati nella nostra provincia. Giuseppe, come nasce una vostra canzone? Ma guarda, se ci La pensa musica... troppo, no, è una cosa spontanea, una cosa che nasce naturale. Molto spesso possiamo dire che è una simbiose, ma con due distanze diverse, nel senso che magari incomincio il brano io o pensa alla musica lui e poi si sussegue per vari giorni, per varie notti, possiamo dire anche per vari mesi, in base a quale brano abbiamo scritto possiamo dire anche vari mesi, un'alternanza di pensieri, per cui l'indomani mattina di discussione, di tensioni anche, perché io magari sono un po' più impulsivo, lui un po' più riflessivo. Cerco di fare il saggio della situazione anche se sono un po' più nervoso di lui. Comunque dobbiamo trovare una mediazione per riuscire alla poi... fine diciamo che c'è una collaborazione, come si dice in siciliano, scusa, di due ne ne facciamo uno. No? Diciamo una collaborazione che poi l'indomani possono essere, questo lo voglio raccontare, no, voglio, perché che quella di più i testi e l'altro la musica. No, diciamo che non c'è questa dominanza nei vari. Sì, nascono tutte quindi... inizialmente voce e chitarra da strimpellatori, perché non amiamo definirci dei musicisti, ma dei semplici strimpellatori, e quindi dalle idee iniziali, dopo a volte alcuni giorni, a volte dopo qualche mese, riusciamo un po' a racchiudere. Sì, la cosa bella è proprio, volevo dire, la mattina quando ci incontriamo, anzi ci cerchiamo proprio il primo mattino proprio per dire quello che abbiamo fatto la notte, perché possiamo che noi lavoriamo di notte e la in notte sedi separate. Per scrivere un brano, per riuscire a trovare una frase, per riuscire a trovare quello che noi stiamo pensando, si passa una notte insonni. E poi la mattina appena si trova l'idea, la prima cosa che uno fa è: pronto Maurizio, vedi che... Posso dirti un difetto, ad esempio, una delle cose che è anche vergognoso raccontarlo. No, perché? Cos'è? Però a me piace farlo. Cioè, in quest'epoca in cui hai la possibilità di mettere vicino al comodino un foglio di carta e una penna o un telefonino e registrare quello che hai pensato o il motivo che
Noi siamo ancora all'antica in questo senso, perché quando ci viene un'idea anche a letto, o la pigrizia, o la voglia di non alzarsi, o la voglia di non accendere la luce e prendere, ci costringe a passare notti insonne a ripeterci quella frase, quel motivo, quelle E parole. poi se ti addormenti, perché poi Senza la dimentichi. addormentarti, ma a volte è successo pure che l'hai pensato tutta la notte, poi la mattina non ci pensi più. non pensi più niente, e abbiamo perso per strada, credici, tantissime Adesso idee. dormire con un registratore accanto. Lo so, sì. ma il fatto che anche considera che non Dai, dormiamo da soli. La verità è ma- che ci sentiamo ancora forti di poter... No, non è così. Guarda, un'altra cosa volevo dire. Non vi chiedo quando vi siete incontrati, no? No, dalla nascita Dalla io quando sono nato io già lui c'era, quindi Certo. Però da quanto tempo invece componete assieme? La vostra prima canzone, a quando si sale? è stata appunto, registrata, perché comunque negli No, anni ma anche il modo di... ancora prima di registrare, voglio dire, quando avete capito che tutte e due, quando avete Potevamo cominciato stare a assieme strimmellare, musicalmente. Giustamente c'è una differenza di età che ci ha tenuto lontani per un molto periodo, diciamo. È la musica che ci È ha la musica che avvicinato, ci ha unito, perché il nostro trascorso musicale è incominciato con un gruppo folcloristico, dove io quindi in ero... realtà fratelli nella musica. Sì, ma da Anche. alcuni anni, perché lui giustamente... Venite da esperienze musicali Ve- veniamo- Molto diverse, molto diverse. sì. Io suonavo facevo gli anni 60, lui faceva poi il blues, per cui... Allora, fermatevi un attimo perché andiamo a vedere il secondo video. Qual è? Canzone d'amore, Anche in questo caso girato a Castelvetrano, questo fatto da Baldo Messina. Anno? E siamo, credo, qua nel 2012. se non Sì, ricordo ed male. è girato nel 1500 siciliano, quindi un video molto particolare. quindi in costume. Sì, costume d'epoca. Bene, andiamocelo a vedere e ritorniamo dopo in studio. Scrivo e canto canzoni d'amore, storie di terra, di mari e di soli. Scrivo e canto canzoni pittia, scrivo ma tutto ne sei. Scrivo è un saggio piccolo. Come lo vento che stocca i rami, come lo fuoco ma brucia lo cuore, come lo fiume che cerca lo mare, cerco ma tutto ne sei. Cerco è un saggio perché scrivo e canto canzoni d'amore, storie di terra, di mare e di soli. Scrivo e canto canzoni pittia, canto ma tutto ne sei. Canto è un saggio perché come lo vento che stocca le rame, come la terra gripiata da sole, come lo fuoco ma brucia lo cuore, come lo fiume che cerca lo mare. Scrivo canzoni, canzoni d'amore, storie di terra,
gioia, dolore, scrivo canzoni, accanto ai miei fiori. Splendida anche le immagini che abbiamo visto, già si riconosce la mano di Baldo Messina, che è un professionista veramente. Avete trovato il meglio sicuramente sulla piazza. Per Ci siamo ritrovati e questo è bello perché, ripeto, insieme stiamo... Ecco, un ricordo di questo video e del perché avete scelto questo luogo, Castelvetrano. Che poi voi in qualche modo accoppiate la vostra musica. Certo, allora questo diciamo che noi tendenzialmente cerchiamo di giocare con ironia sui difetti, sugli usi e i costumi. Anche pregi. E anche pregi dei siciliani, sì, ma lo facciamo sempre in modo ironico. E questo invece è un brano che è nato, come dire, quasi come un figlio inaspettato, perché è un brano triste che diciamo è un po' contrario al nostro modo di essere e di vivere la vita. E quindi abbiamo pensato a Castelvetrano perché una volta siamo stati ospiti in un contesto televisivo, abbiamo visto che c'è un splendido corteo storico che è quello di Santa Rita, e allora abbiamo immaginato appunto questo brano accostato a questi splendidi costumi e anche alla medievalità del comune di Castelvetrano. Quindi avevate già trovato un po'. Sì, diciamo tutto, che diciamo. Sì, è stato un po' complicato inizialmente, però ascoltato il brano, piaciuto, abbiamo capito che si poteva lavorare in simbiosi con il comune di Castelvetrano, che ha sposato, dobbiamo dire, sin da subito questo progetto, ed è uscito poi Canzone d'amore. Ecco, adesso passiamo all'anno. L'anno successivo, forse nello stesso anno addirittura, sì. A cavallo, se si può dire, a cavallo fra 2012 e 2013. Cosa nasce? Scotola. Nasce Scotola. Quello che voi dicevate è l'unico fatto fuori dalla provincia di Trapani, sì, ma voglio dire, ed è a pochi chilometri. chilometri. Dalla nostra. E questo invece è un brano che è una tarantella rock, dove, ecco, magari lo ripeterò spesso, racconta un po' in modo ironico le varie differenze economiche, sociali, fisiche. Comunque, raccontando un po' che sono quelle delle amare verità, più che si ironizza, ma nel testo di questa canzone. Sì, molta ironia ma molta tristezza, tristezza. Il brano è ballabile ma il testo sulla carta è molto, molto triste secondo me, perché racconta delle amare verità, ma noi alla fine cerchiamo di sdrammatizzare, appunto, da qua con un gesto tipo prende il titolo il brano Scotola, invitando le persone ad addosso tutti i problemi, a superare queste fasi difficili che si attraversano attraverso questo rito liberatorio che è quello di scutolare. La regia di questo video? Vincenzo Cusumano. Allora, mandiamolo in onda e poi ritorniamo. Scotola.
tutti dicevano tale che è bello, ora che sogno cresciuto, non domerone una mano d'aiuto, ti parlano do mondo e ti contano che bello è tonno, ma saccio che per leggi di natura non si nasce con la stessa misura. C'è bello, c'è che nasce brutto, c'è che nasce lungo e che corto, c'è che nasce ricco e che nasce scarso, e c'è quasi sempre in mano lasso. Quanto sei montato sto mondo, a contarle quasi mi confondo. C'è cu sciala mai finire, c'è cu chianci e c'è cu rire, e c'è cu un po' mangiare, e cu facci botu io una spesa. Poi c'è cu nasce nuro, mentre c'è cu nasce già cu la camisa. Nasce bianco, c'è che nasce scuro, c'è che in compagnia e che nasce solo, c'è che generoso e che nasce avaro, c'è che nasce pupo e pupo paro. Se qua bagnia, c'è qua catta e cutalia, c'è qua suona e c'è qua canta, e qua patta sempre la 70, e c'è qua parra troppo spesso e fa finta che non ci senti, e c'è sempre qua cala e sa testa anche se non capisci niente. C'è bello, c'è che nasce brutto, c'è che nasce lungo e che corto, c'è che nasce ricco e che nasce scarso, e c'è quasi sempre in mano lasso. Scodola, 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 scodola. Bene, abbiamo visto anche questo che era il terzo video, abbiamo programmato 6 per questo incontro di oggi. Vi ricordo che è l'occasione per conoscere non solo musicalmente, non solo con questi video bellissimi, i personaggi che producono queste musiche, che sono i Calandra e Calandra, che abbiamo ospiti qui con noi oggi in studio. Abbiamo ascoltato i primi 3 pezzi, adesso cosa prevede la scaletta? Ma prevede 3 diciamo, ecco, si è impidoiato. No, mi sono emozionato al 3, nel senso, perché c'è molta gente che dice 3, che è invece una tiritera, una cover, che in questo caso è una cover, non è più un brano inedito nostro, dove raccontiamo in cartone animato quello che sono eventualmente le parole che vengono dette in questo testo, e vengono raffigurate invece in modo da farle conoscere alle nuove generazioni, ai bambini e anche alle persone più grandi, che non hanno il senso di conoscere le parole antiche trasmesse, nel senso il tarì, come immagino, che è una vecchia moneta siciliana, l'abbiamo appunto fatta vedere in questo modo. Mi sono dilungato un poco e l'emozione. Secondo me si è impidoiato. Abbiamo capito questa che filastrocca si è sempre abbiamo capito che comunque è una filastrocca siciliana e quindi 7 femmine e un tarì. Benissimo, andiamo a vedere.
se ti fimmene un tarì, utari a poco, se ti fimmene un barcoco è duci, se ti fimmene una nuci, e la nuce è dura, se ti fimmene una mula, e la mula è cauci, se ti fimmene una fauci, e la fauci avere renti, se ti fimmene un serpente è avvelenato, se ti fimmene un granato, e un granato a coccia, se ti fimmene una boccia, e la boccia scende cusa, se ti fimmene una busa, e la busa è liscia, se ti fimmene una biscia, e la biscia è china d'acqua, se ti fimmene una vacca, e la vacca vele minne, se ti fimmene battini. Se ti fimmene un tarì, se ti fimmene battini, e la vacca vilimini, se ti fimmene una vacca, e la biscia china d'acqua, se ti fimmene una biscia, e la busa è liscia, se ti fimmene una busa, e la boccia scende cusa, se ti fimmene una boccia, lo granato a coccia, se ti fimmene un granato, lo serpente è avvelenato, se ti fimmene un serpente, e la faucia vele renti, se ti fimmene una fauci, e la mula è tacavoci, se ti fimmene una mula, e la nuce è dura, se ti fimmene una nuce, lo barco è duci, se ti fimmene un barco con l'utaria a poco. Se ti fimmene un tarì, ma come duci, cosa prende un velenato, e la boccia scende cusa, e la busa è liscia, e la biscia è china d'acqua, e la vacca vele minne, se ti fimmene battini. Se ti fimmene un tarì, se ti fimmene un tarì. Bene, siamo rientrati in studio, era il quarto brano, quello che abbiamo ascoltato dei Calandra e Calandra, questo Sette fimmene un tarì. Mi sono imbrugliato pure È contagioso, non sembra, ma è è contagioso. una filastocca, le filastocche hanno servono anche a questo, a sciogliere O a farti impidoiare. bravo. E questo brano che abbiamo detto è stato girato a Capaci e quindi No, CCC no, scusa. No, alcune riprese sono fatte a Trapani. Trapani. E poi abbiamo lavorato molto di green screen per portare Regia di Baldo Messina. Regia di Baldo perché era Messina. con il brano che invece adesso andiamo a vedere, adesso andiamo negli ultimi, che sono anche le produzioni, probabilmente quelle che hanno anche accumulato l'esperienza dei lavori precedenti, si va avanti per crescere, e queste sono due dimostrazioni. Il quinto credo che sia quello girato a Custonaci. Certo, lo matrimonio tiri tuppi e tappi, posso anche dire che era uno dei nostri sogni quello di girare qualcosa a Custonaci, dove c'è il famoso presepe, e penso che ci siamo riusciti, a far riemergere. Esattamente, siete andati a Scurati, dove... le grotte Grotte Scurati. Mangiapane. Mangiapane, Scurati, quindi siamo riusciti a riportare in video la Sicilia degli anni 50, e abbiamo scoperto comunque che, e ne parlavamo anche stamattina in macchina, comunque che la gente ha voglia di rivedere questo tipo di Sicilia. Sostanzialmente voi anche lì, così come avete fatto a Castelvetrano, siete partiti da un habitat esistente, voglio dire, perché lì gli amici di Custonaci attorno al presepe hanno costruito anche
una Sicilia degli anni 40-50 con i vecchi mestieri, la bottega del barbiere che vediamo, e voi e c'è un grande lavoro comunque se consideriamo sempre che sono dei videoclip, i nostri non sono dei film e non abbiamo delle produzioni dietro, di ricerca comunque per quanto possibile degli abiti, di alcuni oggetti che abbiamo anche inserito all'interno del video, e consideriamo che è stata una produzione con circa 200 attori e quindi già parliamo di una cosa un po' più sostanziosa, ma possiamo dire invece con orgoglio che il video ha raggiunto quasi le 900.000 visualizzazioni su YouTube, e la cosa bella è quello che si può vedere tranquillamente visitando il nostro canale YouTube Calandra Calandra, i commenti che arrivano quasi tutti dall'estero, dalla Francia, dalla Spagna, dall'Inghilterra, dalla Germania, anche che da chiedono tanti siciliani che risiedono nel mondo, dov'è questo posto, perché comunque vogliono visitarlo. Quindi da questo noi abbiamo capito che si può fare anche promozione del territorio attraverso un semplice video di 4-5 minuti. Comunque si può mettere in evidenza le bellezze che poi offre la nostra provincia. Quindi questo, voglio dire, è poi quello che ci eravamo detto all'inizio, è un modo per promuovere il territorio attraverso le immagini, e quindi se vivi in un bel posto, se hai un bel posto, valorizzarlo con una bella musica credo che sia il massimo. Tradusi mani, io mi marito, ho mai provato ancora manco lo vestito, dopo 20 anni di stare zitto, tradusi mani, forse io mi marito, quasi contenti fuori l'amici e parenti, qualcuno disse vedi volto che ne penti, meno felici, Fuluzzo Antonio, dissi sogno contrario a sto matrimonio, confetti buoni e poche quanto una rota, tra spinne e spanni spenna solo una volta, tra discussioni, murmuri e lamenti, si presentarono quasi i parenti, patricottoni, mi suo altari, mi dissi presto e tardi, vada maritari, John Padre nostro e Nave Maria, me compare chiulane di una via, una gioia chiulane di Luparrino s'arrabbia, interrompe l'omelia e me so gira Giannia, fa mezzita m'Italia e la colpa d'una mia, e fa fotografia, dice mi che camorria, arriva lo saristano e la nebbia via a mano, senza tuppo un tappi, con lo tuppo tappi, senza tuppo un tappi, con lo tuppo tappi, come tappi tappi, tiri tuppe e tappi, con tuppo e tacchi, già tacchi e tuppo, tiri tuppe e tappi, come tappi tappi, l'occhio sediato, Fuluzzo unito, i brumi di sedere, filare il dito. Ora la chiesa alla nisciuta, lancio di riso e gran battito di mano, foto di rito con tutti quanti, scinciti un poco e tu mettiti davanti, che fernicia, quanto
suonato per Saluvino giusto sopra Don Danino, già un'arancina e la cassata che sto mi vuole rovinare la giornata è rovinata. Don Danino s'arrabbia, dice giusto giusto a mia e me so gira Giannia, le mucchieri m'Italia e la curva d'una mia e cu fa fotografia, dice mi che camorria, arrivano Saristana e li bicchiera mia mano. Senza tu puntappi, tu tappi, senza tu puntappi, tu tappi come tappi tappi, tiri tu per tappi, tu e tacchi, già tacchi tu tiri tu per tappi come tappi tappi, senza tu puntappi, tu tappi, senza tu puntappi, tu tappi come tappi tappi, tiri tu per tappi, tu e tacchi, già tacchi tu tiri tu per tappi come tappi tappi, più deciso, tu totò, ora tutti alla casa Vasino. A festa veniva, tutta a casa. L'ultimo video, quello che adesso andremo a vedere, lo avete presentato pochi giorni fa proprio a Marettimo, dove è stato girato in gran parte di questa leggenda di Colapesce. Lì c'è pure Massimo Spada, Sì. parlavamo delle collaborazioni che ci sono nei vari video e anche questo un volto televisivo abbastanza conosciuto in Sicilia, ma è anche la rivisitazione di una leggenda antica che è un po' la storia della Sicilia, no? Raccontateci intanto proprio di Allora, questo intanto testo che voi avete riportato in video. ci teniamo a dire che è stato presentato il video all'Expo a Milano, infatti noi la settimana scorsa siamo stati al cluster, al Bio Mediterraneo di Milano e abbiamo presentato su un schermo gigante Un video wall, un per vi- cui massima definizione. Wall-E, un video video wall. wall. Ho visto la gente che stava sfogliandosi per mettersi in costume perché abbiamo portato Marettimo davanti agli occhi dei turisti. Poi è stata fatta una presentazione a Marettimo per come era giusto fare e ne abbiamo fatto una ad Alcamo per gli amici e le persone che ci vogliono bene. E quindi, ripeto, E questa possiamo invece dire che è la prima uscita televisiva ufficiale. sì, questa sì, possiamo dirlo. parlare già di un'anteprima. Un'anteprima, perfetto. Questa è la prima ufficiale televisiva. E Colapesce, ad esempio, è un'altra delle storie che, almeno come assieme a un altro sogno che è quello della baronessa di Carini, da piccoli sono stato per noi delle leggende, come dire, dei miti irraggiungibili. E oggi, intanto con Colapesce ci siamo riusciti perché comunque Colapesce vive, è ritornato, è qui con noi e lo abbiamo fatto attraverso questo brano, attraverso la splendida Cosa Marettimo. volete raccontare con questa storia? Ci sono state ben le immagini, il video? Ma guarda, il fatto che sia, come dire, che Colapesce oggi rivive e non è nel dimenticatoio, perché è un brano, è una storia che ha sempre affascinato, è una storia che si è raccontata a scuola, che si studia nei libri scolastici. Quindi noi siamo contenti di essere riusciti a riportare questa storia in vita, è diventata attuale, E soprattutto, perché Colapesce non muore mai. Diciamo che e soprattutto di incuriosire insomma, anche i giovani nel vederlo con queste immagini Certo, e certo, ricollegarle. Bene, direi di vederci il video e poi ritorniamo in studio per i saluti.
Venite picciotti, venite che vai a contare la storia di un picciotto come mia. Come piace, picciotto che ha salvato la nostra terra, la Sicilia, il primo eroe siciliano, la storia di Colapisci. Venite, venite. La gente lo chiamava Colapisci perché stava in mare come un pesci. Donne venia non lo sapeva nessuno, forse era figlio dello dio Nettuno. Ma ogni giorno con l'orefici chiamari e con la di lumare corre veni, o con la lume regna scandagliari, sopra che veramente si sostiene. Colapisci corre e va e torno maestà. Colapisci corre e va e torno maestà. Così si è tammare Colapisci e sotto la luna subito sparisci, ma dopo un poco chi sta novità allora niente Colapisci dà. Maestra le terre vostre stanno sopra Geppelasci e l'ho fatto assai cemento, non già si sta rompendo. Oh destino ma infelice, che sventura mi predici, che anciurre come hai affari, solo tu mi puoi salvare. Passati tanti giorni, Colapisci non ritorna e aspetta la marina, lo regnante la regina, poi si sente la sua voce di lumare in superficie. Maestà, maestà, sogno ca, dal fondo dello mare io non posso più tornare, voi prima della Maronna stai reggendo la colonna, che se no si spezzerà e la Sicilia svanirà. Colapisci corre e va e torno maestà. 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 Anziché riemergere, sacrificò la sua vita, bambini, mettendosi lui al posto della colonna e detando a Sicilia, a Reggio Colapisci. Bene, è veramente molto bello, nulla da dire, ho detto, a Milano all'Expo sono rimasti sbalorditi, proprio veniva voglia di tuffarsi ed è anche un modo bellissimo per promuovere il territorio dell'Ega, di Marettimo in questo caso, Marettimo è meraviglioso in particolare. Credo che lì insomma ha lavorato anche con il grande supporto dei marettimari, che sono una comunità. Abbiamo trovato una grandissima disponibilità comunque degli isolani. Comunque gli isolani, contrariamente a come si possa pensare, isolani, cioè sono isolati, chiusi. non è vero, perché guarda, io diciamo mi sento tanto cittadino del mondo, ma oggi grazie a questo video mi sento ancora di più, diciamo quasi un marettimano, non so se si può dire, ma ci tengo perché quest'isola è incantevole, è rilassante, è di una pulizia unica, i fondali, il mare, la gente, la disponibilità, si vive nella tranquillità assoluta, quindi dico, faccio promotore e sponsor di Marettimo, ma in modo veramente spontaneo e sincero, e ringraziamo ancora tutto e tutti per quello che ci hanno dato. Ringraziamo voi perché promuovete il nostro territorio, il Marettimo in questo caso, ma abbiamo visto Custonaci,
ci raccontavi prima dei tanti interventi sul vostro canale YouTube proprio per conoscere meglio il posto. Sono delle cose bellissime, però vorrei anche stapparti già un'anticipazione che probabilmente tu me l'hai già quasi data, no? Dimmi. Sul cosa vorreste fare, quale può essere il prossimo lavoro. Allora, intanto noi stiamo lavorando un altro sogno che era quello della baronessa di Carini. Magari riusciamo a realizzarlo, una storia che da piccoli, quando si guardava la TV, Tonno Cucchiara ne ha fatto una bellissima. ha tenuto incollate milioni e milioni di persone, avendo anche un po' io da piccolino paura a vedere questi uomini incappucciati, seguire questa storia sulla baronessa, quindi speriamo possiamo riuscire a portare anche in un videoclip quest'altra leggenda, perché è bello non far morire quelle che sono le nostre storie, le nostre leggende, ma farle rivivere, farle ritornare, e quindi speriamo di coronare quest'altro sogno. Ma noi stiamo lavorando alla chiusura anche del nuovo CD, infatti... Poi voi oltre al video chiaramente avete il disco, avete il CD. Certo, mancano 3 brani e pensiamo di chiudere appunto il nuovo CD. Abbiamo finito da poco una serenata, anche se già da un anno che è posteggiata, ma lavoreremo ora anche su questo brano per cercare di realizzare. È una serenata che cerca una collocazione. Cerchiamo una grande collocazione perché pensiamo che questo brano meriti. E poi stiamo lavorando al Thank You Sicily, che è un nostro prodotto, un'idea nostra, e un contenitore. Pensiamo di pubblicizzate con le vostre magliette. Sì, è stato già uno spettacolo dove abbiamo portato appunto cabaret, musica e immagini della nostra Sicilia, quindi Thank You Sicily. Dobbiamo sempre ringraziare la Sicilia per quello che ci ha dato. Sta a noi cercare di mantenere quello che c'è ormai, e quindi abbiamo sempre modo di ringraziare la Sicilia, lo facciamo sempre in modo ironico, Thank You Sicily, perché non è questa sicuramente la dicitura corretta o la scrittura corretta. È una versione siciliana. È una versione siciliana. E molto presto lo faremo attraverso uno spettacolo teatrale invernale, ma contiamo di portare in giro Thank You Sicily in Italia e nel mondo. Bene ragazzi, grazie, cosa dirvi? Un augurio allora per i vostri progetti futuri. Grazie vale per tutto quello che avete fatto, lo facciamo proprio a nome dei territori che avete promosso, ovvero la provincia di Trapani. Avete spaziato da Alcamo, Scopello, Castelvetrano, Castellammare, Custonaci, insomma voglio dire avete girato. Davvero ci sarebbe ancora qualcosa che si potrebbe fare, no? C'è una location, ve la suggerisco io. Vediamo. Inizia con la S? No, pensate a qualcosa su Erice, per esempio, sì. che è un posto che si presta benissimo come set cinematografico. Guarda, noi cogliamo la palla al balzo, anche perché dobbiamo dire una cosa, abbiamo altri 2 minuti? Sì, certo. Allora, tu eri presente quando noi siamo stati premiati per il videoclip Lo Matrimonio? Sì. E hai lanciato un assist davanti al sindaco Giuseppe Pagotto, che noi salutiamo e ringraziamo ancora. Ha portato benissimo, perché proprio mentre il sindaco ci stava premiando, tu hai lanciato quella famosa palla al 90° mondiali di calcio, zona Cesarini, e mi ha lanciato un assist dove poi è uscito fuori questo splendido gol. Avevo solamente invitato il sindaco, perché non facciamo qualcosa bella su Fabignano? E io, da persona rispettosa ed educata, ho tolto subito il microfono dalle mani dicendo guarda Wolli, non potevi farci assist migliore, signor sindaco, noi abbiamo in mente un videoclip su Marittimo, e quindi ed è questo bellissimo ed è uscito fuori questo, quindi sperando che il sindaco di Erice veda questo programma e possa cogliere la palla al balzo, magari riusciamo a realizzare, perché Erice merita assolutamente, non è da sottovalutare. Bene, grazie ragazzi, e appuntamento allora alla prossima con i vostri successi. Grazie a te per l'attenzione e saluto tutti i telespettatori di Telesud. Posteggiata all'Ussuli, facemo presto e tardi una ma spirugliari.
piglio la sdraio e l'ombrellone, lì tu vai a crema e lu borsone, la maschera, le pinne, palle, lu gommone, la pasta a forno, le cannole, lumiluni. Oggi è domenica e mi ne vaio a mare, oggi è domenica, mi voglio solo scialare. Oggi è domenica, a niente voglio pensare. Oggi è domenica e mi ne vaio a. Oggi è domenica e vaio a mare. Oggi è domenica, mi voglio scialare. Lo stereo dalla macchina e mi so a palla, e me mucchieri a Lucian come caballa. Giro a sinistra, piglio la statale, scendo a studato per risparmiare. E mentre penso oggi la giornata è buona, la testa sento un canto di sirena. Oggi è domenica e mi ne vaio a mare. Oggi è domenica, a niente voglio pensare. Oggi è domenica e mi fermo la stradale. Morisca patente e libretto. Che dice? Patente e libretto. Che dice? Libretto e patente, che non ci sente? Che dice? Siamo a mare, siamo tutti a mare, 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 siamo a mare. Siamo a mare, siamo tutti a mare, 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 siamo a mare. E vaio a mare. Oggi è domenica, mi voglio scialare. La macchina la porta ora me moglieri, e siamo persi pure in mezzo a sti giazzeri. Tira detto no, a destra vota, manco 100 metri si buca la ruota. Perché cu cancia strada vecchia pila nuova, sapi so culassa, non sapi so qua trova. Oggi è domenica e mi ne vaio a mare. Oggi è domenica e niente mi può fermare. Oggi è domenica, mi voglio solo scialare. Oggi è domenica e siamo tutti là, siamo